Ben ritrovati e ben ritrovati all'appuntamento meteo di Teleradio Pace. La situazione, una perturbazione diretta verso la Sardegna, lambirà la Liguria nella mattinata di sabato con qualche isolato piovasco, tempo discreto domenica e maltempo lunedì con neve anche a bassa quota. Nel dettaglio, sabato 31 gennaio avviso per vento forte da nord sul settore centro-occidentale lato costa con punte di 60-70 km/h allo sbocco delle vallate. Nuvolosità irregolare su tutta la regione, non si esclude qualche debole pioggia sul settore centro-occidentale al mattino e qualche fiocco di neve oltre i 700 metri. Nel pomeriggio esaurimento delle precipitazioni con nubi sparse su tutta la Liguria, più intense sui versanti padani ma senza conseguenze. Venti forti da nord tra genovese e savonese lato costa e deboli da nord-est a levante, mare stirato sotto costa e mosso al largo, temperature in generale calo, sulla costa dai 5 ai 12 gradi e all'interno dai -3 agli 8 gradi. Diamo uno sguardo alla giornata di domenica, 1 febbraio, nuvolosità sparsa su tutta la regione senza pioggia, aperture più convinte da metà giornata in estensione da ponente a levante, in serata cielo quasi sereno ovunque. Venti moderati da nord sul settore centro-occidentale lato costa al mattino in via di attenuazione e venti deboli variabili altrove, mare generalmente poco mosso e temperature in lieve aumento. Per la giornata di lunedì 2 febbraio è ancora presto per avere previsioni precise, ma è previsto un vento forte e neve a bassa quota sul settore centro-occidentale appenninico, con maltempo in arrivo, previste piogge e neve bassa quota sul settore centro-occidentale.